Che bella giornata di sole, e siamo in pieno carnevale, in pieno febbraio, e siamo qui noi di Onda TV per parlare del carnevale 2013 di Venezia. Alle mie spalle il Ponte della Costituzione e il nuovo ponte che collega questa zona qui con la zona della ferrovia qui appunto a Venezia. È un ponte che ha creato tante polemiche per la sua struttura, per la sua architettura moderna in una Venezia antica del Settecento, dell'Ottocento, e anche perché sta creando tanti problemi ai pedoni, perché pensate che quando piove, quando piove si scivola. E allora si scivola la mattina perché c'è freddo, si scivola la sera perché c'è freddo, c'è la brina, e questa ha creato tantissime polemiche. Non sono riusciti ancora i tecnici a risolverlo, però a risolvere questi problemi noi siamo qui perché vogliamo parlarvi del carnevale, e allora subito dopo la pubblicità andremo in onda e parleremo del carnevale 2013 qui appunto a Venezia. Ecco il movimento che crea, il movimento turistico, l'economia, quello che sta accadendo in questo 2013 dove la crisi continua ancora imperterrita in tutta la nostra nazione. Noi andiamo in onda, dicevo, subito dopo la pubblicità con questo programma, in mia compagnia Alberto Lunghitano. Mi raccomando, non lasciateci, subito dopo la pubblicità. Dico, la soddisfazione di vedere tanta gente che fotografa. È un nostro narcisismo personale, poi del resto a Carnevale tutti si è narcisi, si interpreta degli altri personaggi e si diverte. Sinceri, perché si è narcisisti però nessuno lo dice. Ma io invece sono narciso, mi diverto, metto tutte le scarpettine qua, prega camera di inquadrarmi le scarpettine, che sono il pezzo più bello che ho. Guarda, sei di Venezia? No, non sono di Venezia, gioco fuori casa, io sono dell'Emilia Romagna. Venuto da 2 giorni qua? No, venuto da parecchio, però sono tanti anni che lo faccio, è un travestimento che io applico durante una certa fase dell'anno. Ogni anno cambi? Ogni anno cambio colore, costume, accessori, però è tutto rigorosamente, è quello che voglio dire, fatto in casa. Sì. Affittato? Assolutamente no, ma anche le cose più piccole possono essere anche fatte homemade, no? Se dovessi svelare tutti i particolari del mio costume, diciamo che sarebbero molti particolari comprati a mercato. È sempre solitario? No, ho anche la mia dama, però ora l'ho persa. Io sono Luigi XVI, ho trovato il conte di Fersen, l'ho persa e per cui...
Da Senigallia, ma non infreddolita. No, di più. Ho preso un brulè perché altrimenti penso diventavo una statua in mezzo alla piazza dal freddo che faceva. Ma siamo già pronti per la vittoria? Oddio, per la Queste vittoria. palpebre. Sì, io le sbatto, casomai corrompessi la giuria, ci provo sempre. Dai, parlaci un po' di te. Io niente, sono una ragazza qui con mio fratello e tutti e due, ormai sono 17 anni che veniamo al carnevale. Da quanti ne avevi uno? Beh dai, non si dice l'età di una signora, no? Intanto ti ho detto che hai 18 anni. No, un po' di più. E niente, stiamo qui i 5 giorni finali, tutti gli anni ci costruiamo le maschere per ognuno la sua, quindi mettendoci tutta la passione possibile e immaginabile. E lui il fratello? Sì. Ciao! Ciao. Siete una coppia bellissima. Grazie. Allora, quanto tempo ci vuole con queste palpebre così, dico, a preparare queste maschere? Allora, il tempo non sarebbe mai sufficiente. Credo che il maggior problema per un direttore artistico sia quello del tempo. Sì, però devo dire che nonostante ci sia freddo, le giornate ci hanno favorito. Ieri per esempio è stata una giornata formidabile, più di 120.000 persone, gli alberghi pieni. Verso sera ha cominciato a fare un leggero nevischio, ma come vedete oggi si riuscirà a fare il volo, a fare la giuria, a premiare la maschera più bella. Poi domani probabilmente ci sarà neve, però E l'acqua alta. è l'acqua alta, va bene. E poi però a martedì è prevista la notte quasi serena e per noi vuol dire chiudere con la vogata del silenzio, che è la vogata che chiude, spegneremo tutto il Canal Grande e a mezzanotte in punto le gondole scivoleranno sull'acqua calmissima e il canale sarà illuminato solo da 10.000 lumini, e quando arriveremo tutti quanti al bacino incendieremo questa catasta di legna raccolta nella laguna e per alcuni minuti tutto il bacino di San Marco sarà illuminato da questo incendio formidabile che finalmente sancirà la fine del carnevale e l'inizio delle Direttore ceneri. artistico, bel compito e belle responsabilità, perché quando va bene va e tutti ok, ma quando va male puntano il dito, e invece qui mi pare che tutto va bene. Quest'anno bisogna essere sempre molto scaramantici, ma come dire, per adesso sta andando veramente molto bene. Ecco, qual è l'invenzione che le è piaciuta di più dei suoi carnevali? Beh, abbiamo moltiplicato i voli, oltre il volo dell'Angelo, il volo dell'Aquila, e martedì faremo quello che abbiamo chiamato lo svolo del leone. In realtà è la grande bandiera di Venezia che partendo da terra raggiungerà il campanile ed è il primo segno che il carnevale sta finendo. Poi evidentemente aver coinvolto tutte le istituzioni culturali di Venezia, dall'Archivio di Stato alla Biblioteca Marciana, da Palazzo Grassi al Guggenheim, dalla Casa del Cinema al Conservatorio, le chiese eccetera, per far concerti, questa è stata un'altra grande e importantissima, diciamo, iniziativa, perché il carnevale, proprio perché è divertimento, fa parte della cultura dell'uomo, ma proprio per questo è importante che tutte quante le arti, che tutto quanto quello che concorre a questa memoria della cultura partecipi, per cui appunto attraverso la Biblioteca Marciana abbiamo fatto una bellissima mostra, visto che il tema è i colori, sulla trattatistica simbolica, sulla trattatistica dei colori, sia da un punto di vista tecnico, perché Venezia, l'arte tintoria, sia delle stoffe che l'arte di tingere, di dar colore ai cristalli, alle paste di vetro, evidentemente è una cosa importantissima. Abbiamo fatto tante interviste in giro e abbiamo notato che gli stranieri sono aumentati moltissimo nel carnevale di Venezia, quasi quasi più degli italiani, ci veniva difficile trovare delle maschere italiane. Sì, è vero, ci sono tantissimi da francesi, spagnoli, tedeschi, belgi, russi, cinesi cominciano, e quello che giustamente lei ha osservato è che ci sono moltissime maschere, ossia la gente si viene a Venezia non a vedere ma a fare il carnevale.
sotto questa maschera c'è una ragazza bellissima. Buona giornata. Buona giornata a te. E tutte queste lettere, queste qui e qui, formano delle frasi. Sì, esatto, perché io rappresento il verbo, è un'ispirazione che ho avuto perché così mi sentivo di dare un qualcosa anche alle persone, oltre che la maschera. E allora ci sono delle frasi, non so se riesci, c'è vita, amore, e ho composto Ma scusa, questa idea è tua? Sì, tutto mio. E la L'idea maschera è prodotta da te? Prodotta da me. Ho attaccato le lettere una a una e componendo anche le parole per dare anche un messaggio a voi e al mondo. Mamma, quanto ci sei stata? È un anno più. Quindi tu dall'anno scorso è che lavori su questo vestito? Sì. E non ho ancora finito tutto, ci devo fare ancora qualcosina. Guarda, è così bello, però peccato che da lontano non si notano, bisogna venire vicinissima a te. E in effetti è la parola, quando si parla si è vicini. Per stare vicino a sentire. È la comprensione, sì. Ci puoi dire qualcosa di te? Di me? Allora vengo da Vicenza, ho una grande passione per queste cose, per la Venezia, per le maschere e che dirvi di me? Amo Venezia, amo il mondo, amo voi. Pensate che lui di Mirandola è un paese che ha sofferto parecchio. Sì, distrutta, completamente. Paura? Sì, molta, troppa. Sei arrivato da solo qui? Sì, sono venuto da solo perché i miei amici sono a casa, hanno altri problemi, allora io ho detto mi prendo 2 giorni di vacanza, oggi e domani, basta. Tu vieni spesso qui? No, quando posso, secondo il lavoro, secondo gli appuntamenti. Per Carnevale sei già stato qui? Sì, l'anno scorso Van Gogh. Senti, dimmi una cosa, allora, parlaci un po' di questo vestito. Questo vestito è nato dal non crescere, il Peter Pan. No, è un modo perché tutti riconoscono una maschera, semplicemente quello. Cioè, se viene qua un tedesco, se viene qua un americano, sanno che è il pifferaio magico. Tantissimo. Grazie. E lei è di qua, di Venezia? No, non sono di Venezia, no. Sono pugliese. Pugliese? Che bello, abbiamo incontrato parecchi pugliesi. Ogni anno qui? Ogni anno qui, ormai dal 93. E come vanno le cose sul palco? Ma molto bene, c'è un bel movimento. Quest'anno un po' meno degli altri anni, però c'è sempre un bel movimento. Cos'è per lei il carnevale? Puro divertimento o sfilata? Beh, tutti e due. La sera mi piace andare nelle feste, ballare. E poi di giorno mi piace andare in giro e anche manifestazione ai grandi eventi di Venezia. Ancora grazie e appuntamento alle prossime puntate. Venezia.